Nel futuro ci aspetta tutta una serie di microfocolai da spegnere prontamente e da circoscrivere. Io penso quindi sta accadendo quello che doveva accadere. Siamo in una condizione favorevole perché il virus sembra che sia sensibile alla temperatura, tuttavia non è eliminato. Il virus esiste ancora, esistono delle situazioni in cui si favorisce la trasmissione del virus, esistono delle persone a rischio, per esempio quelle che hanno più contatti e che si muovono, tipico per esempio il caso della Bartolin a Bologna, e quindi diciamo, siamo in una situazione abbondantemente prevista, non c'è diciamo, da allarmarsi troppo. La domanda da chiedersi non è se il problema è se ci stanno questi focolai, ma se siamo in grado di circoscriverli e di spegnerli rapidamente. La prossima settimana esce su Nature finalmente lo studio su VOD, dimostra che gli asintomatici trasmettono, dimostra che al momento del primo caso clinico a VOL il 21 febbraio c'era già il 3% della popolazione infetta, che dimostra chiaramente come questo virus si diffonde sotto traccia prima di manifestarsi clinicamente in modo drammatico. Ci sono altre 63 persone a VOC che sono positive agli anticorpi ma sono sempre state negative al tampone, quindi questo significa che queste persone si sono ammalate e guarite prima del 21 febbraio. Adesso stiamo conducendo una capillare e meticolosa indagine per capire se riusciamo a rintracciare il famoso paziente zero.